Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche oggi. Vedremo le condizioni del bambino di 6 anni investito a Romano Dezzelino, per fortuna è fuori pericolo. Ci collegheremo tra poco con Mirko Cavallin e poi insomma altri fatti di cronaca molto gravi come l'aggressione a una ciclista a Ponzano Veneto, è stata scippata e picchiata brutalmente. Ma adesso andiamo in diretta a Romano Dezzelino lo vedo Mirko Cavallina. A te Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, come hai detto, il bambino di 6 anni fortunatamente è fuori pericolo. L'incidente è un centinaio di metri alle nostre spalle nel primo pomeriggio di ieri. Allora il sindaco Simone Bontorina ha anche sentito la famiglia e gli ultimi aggiornamenti. Sì, buongiorno. Ieri sera sono passato verso le 11 a trovare la famiglia che è rientrata dall'ospedale di Vicenza. Il papà era evidentemente molto scosso, ma anche assieme ai familiari, anche sollevati rispetto alla situazione del proprio figlio nipote, perché era stata, insomma, gli accertamenti avevano dimostrato che non era in pericolo di vita, ed è la cosa che per tutta la giornata di ieri ci ha tenuto veramente in apprensione. È previsto un intervento chirurgico comunque sul piccolo? Sì, il bambino ha subito una frattura alla spalla, al braccio, e che deve essere ricomposta. Inoltre ha delle escoriazioni, dei tagli che gli hanno fatto perdere molto sangue, di conseguenza sono stati fatti anche diversi trasfusioni proprio per scongiurare eventuali altri problemi. Però che sappiamo che è stato sempre vigile. Evidentemente, come avete ben capito, non è semplice interloquire con il bambino, ma perlomeno il suo essere vigile ha rassicurato tutti. Al di là della dinamica, appunto, pare sia sfuggito al controllo dei familiari. Siamo in una strada dove, insomma, la percezione è che qui i 50 difficilmente vengano rispettati. Siamo su una strada provinciale. Ricordo che il comune di Romano Dezzelino è attraversato quasi esclusivamente da strade provinciali al di fuori delle zone residenziali, e abbiamo questo problema, che è un problema ormai annoso, della limitare la velocità su strade sulle quali abbiamo sempre avuto il diniego di effettuare l'installazione di dossi, di rialzamenti o di altri sistemi di sicurezza, e purtroppo questo è il tema che per troppi anni ci ha limitato e ha causato questi rischi. Qui in quest'area, fino al municipio che è circa 150 metri di fronte a noi e alle nostre spalle, non vedo però attraversamenti pedonali. Cosa ci può dire su questo? Allora, chi si è lamentato della velocità e degli attraversamenti pedonali ha ragione. Infatti è da 2 anni e mezzo che stiamo lottando per l'installazione di 2 attraversamenti pedonali, uno 150 metri alle nostre spalle, proprio all'altezza della casa dove è avvenuto l'incidente. Abbiamo avuto purtroppo delle resistenze da parte dei privati, perché dobbiamo entrare un po' nel loro giardino a causa delle prescrizioni che la provincia, in particolare Viabilità, ci ha dato, perché dobbiamo creare tutta un'area di sosta lungo strada che oggi non è presente. Quindi questo rallentamento è da 2 anni e mezzo che ha impedito la realizzazione di strisce pedonali. Mentre a sud, in corrispondenza della parte che arriva al municipio, è stata prevista e progettata e già appaltata l'esecuzione di un marciapiedi che arrivi fino al municipio e che quindi non renda necessario l'attraversamento pedonale, ma permetta di arrivare al municipio, dove c'è una sicurezza molto maggiore. Qui vedete ci sono anche delle semicurve, quindi la visibilità non è ottimale. Fosse qui il ministro Salvini, cosa gli direbbe? Beh, diciamo che è direttamente responsabile su quello che sta succedendo in 8.000 comuni d'Italia, perché la non decisione di far applicare l'utilizzo di strumenti elettronici quali Tutor e Velox in comuni come Romano, nel quale l'80% delle sanzioni stradali viene reimpiegato in asfaltature, in sicurezza stradale, segnaletica e nell'allungamento degli orari di servizio degli agenti, ecco, questa indecisione, o meglio non scelta, sta creando dei problemi anche su questo fronte. Noi sulle strade provinciali vorremmo installare dei sistemi di controllo automatico, magari non i Velox classici, ma dei Tutor, che dicano: se tu superi su un determinato periodo questa media di velocità sei sanzionato. Quindi le persone sarebbero costrette ad andare piano, e quindi, in virtù del fatto che l'80% viene speso per la sicurezza stradale, non mi sento di dire che il comune di Romano faccia cassa con i Velox. Allora, con gli auguri al bimbo, alla sua famiglia per una pronta guarigione, e con Alessandro Costacuta la parte tecnica, da Romano Dezzelino è tutto, a te la linea. Grazie Mirko Cavallina. Alessandro Costacurta e il sindaco Simone
Bontorin, vediamo il gravissimo incidente che purtroppo di cui vi abbiamo parlato l'altro giorno, avvenuto a Maiorca. Sono in corso le pratiche per il rientro dei due coniugi bassanesi che sono deceduti in questo scontro frontale con un furgone. È rimasto ferito anche il figlio, che era alla guida dell'auto appena noleggiata. Ha destato grande cordoglio a Bassano la notizia della scomparsa dei coniugi Ottorino Lelio e Ileana Onisto, morti a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale a Maiorca. Nel sinistro, avvenuto lo scorso 7 maggio, è rimasto ferito in maniera non grave anche il figlio della coppia, Tiziano. La famiglia era arrivata da poco e stava viaggiando su un'auto presa a noleggio lungo l'autostrada che taglia in due l'isola, quando si è scontrata con un furgone all'altezza della località La Puebla. Un impatto terribile, frontale, con il furgone che si è ribaltato sul ciglio della carreggiata. Gravissime le ferite per Ottorino Lelio, 74 anni, morto poche ore dopo in ospedale. Niente da fare neppure per Ileana Onisto, 77enne, che non ha mai ripreso conoscenza. Ricoverato e subito dimesso il figlio della coppia, 46 anni, che è stato raggiunto in Spagna da un familiare. Sull'incidente le autorità locali hanno aperto un'indagine condotta dalla polizia. Illeso il conducente del furgone, una persona del posto. Ottorino Lelio faceva parte di una famiglia di attori teatrali ed era nato a Forlì. Una passione, quella per il teatro, condivisa con i fratelli che hanno compagnie nel Bassanese e con la moglie. Le salme dei due sfortunati coniugi sono ancora a Maiorca, dove sono in corso le pratiche per il rimpatrio. La famiglia, da quanto si è appreso, potrebbe disporre la cremazione prima del rientro in Italia. Servizio di Monica Smiderle. Intanto sono stati donati gli organi di Simone Mazzocchin, 27enne motociclista di Cartigliano, vittima di un incidente stradale avvenuto sabato a Fara Vicentino. Simone Mazzocchin vivrà nelle persone che riceveranno i suoi organi. È il gesto d'amore e di generosità della famiglia del giovane motociclista che si è spento a seguito delle gravi lesioni riportate nello schianto avvenuto sabato pomeriggio a Fara Vicentino. Il 27enne, lo ricordiamo, stava percorrendo la strada provinciale 69 verso Breganze quando, per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del Consorzio Nevi, ha perso il controllo del mezzo in una curva a sinistra in un tratto in discesa. Una rovinosa caduta e l'urto violento contro il guardrail. Subito soccorso dagli amici che erano con lui e dai sanitari giunti sul posto. Vista la situazione disperata, era stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza e ricoverato in prognosi riservata. Dopo quasi 2 giorni di agonia, il giovane è espirato nel primo pomeriggio di lunedì. Dopo l'espianto degli organi e le necessarie pratiche burocratiche, ai familiari di Simone Mazzocchin è stato dato il nulla osta alla sepoltura e nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale. Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente che si è registrato alle 7 a Gorgo al Monticano, dove all'altezza di un semaforo sulla strada principale un'auto si è letteralmente capovolta, vedete nelle immagini, urtato anche un altro mezzo. Il boato ha avvertito in tutta la zona e pesanti disagi al traffico. È successo stamattina alle 7. Sul posto operatori del SUEM 118, forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Fortunatamente conducenti e passeggeri sono usciti in maniera autonoma dagli abitacoli e nessuno ha riportato gravi ferite. Adesso parliamo di sicurezza, andiamo a Padova per la zona rossa con uno scontro tra il sindaco Giordani e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e un vertice dei commercianti in corso al comune di Padova. Andiamo da Chiara Gaiani, a te Chiara.
Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Sta facendo davvero discutere la nuova zona rossa che partirà a Padova in 3/4 del quartiere Arcella. Il quartiere Arcella è il più popoloso della città, sono 40.000 le persone che ci vivono, teatro spesso purtroppo di fatti di cronaca di cui vi raccontiamo, tra cui anche lo spaccio di stupefacenti. Come dicevi tu, c'è uno scontro in atto perché il sindaco, che non ha parlato ai microfoni ma ha affidato il suo commento ad un comunicato che è stato diffuso nelle scorse ore, ha proprio attaccato a muso duro la Lega parlando di un provvedimento di propaganda. La sua contrarietà l'aveva espressa in modo chiaro anche in prefettura al tavolo dove martedì scorso è stato deciso il provvedimento. Diciamo che però anche l'Arcella è divisa. Se da un lato molte persone, molti commercianti chiedono l'applicazione della zona rossa, dall'altro altri commercianti, con qualcuno ci abbiamo parlato anche questa mattina, proprio da loro abbiamo saputo dell'incontro che ci sarà con l'assessore al commercio Bressa, sono molto preoccupati per questa etichetta che arriverà in questa zona della città. Per questo a minuti inizierà questo incontro faccia a faccia tra i commercianti e l'assessore Bressa, e intanto ci sarebbe anche l'idea di chiedere una sospensiva del provvedimento al TAR del Lazio, su cui sono al lavoro un gruppo di avvocati. Ovviamente vi aggiorneremo su tutto nelle edizioni di questa sera. Intanto vi lascio al servizio che abbiamo preparato in redazione con le reazioni molto forti alle parole del sindaco Giordani, arrivate dall'opposizione in Consiglio Comunale, da tutto il centrodestra, in particolare dalla Lega. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. L'Arcella non perde valore se c'è più polizia, l'Arcella perde valore se continuano gli episodi criminosi, e io da padovano, da arcellano, sono contento di sapere che anche le scuole frequentate dai miei figli ricadono all'interno della nuova zona rossa. Esprimo la mia solidarietà nei confronti del prefetto, nei confronti dei componenti del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per gli attacchi ingiustificati del sindaco. Lancia in resta a parte l'attacco della giunta Giordani, la Lega, che fa quadrato attorno al prefetto e ricorda come la zona rossa nel quartiere dell'Arcella sia una richiesta dei cittadini. La Lega dovrà rendere conto alla città, dice il sindaco. Ma noi renderemo conto, ovviamente, come stiamo facendo da sempre, mettendo l'interesse dei cittadini prima di tutto. Dopodiché le dichiarazioni del sindaco penso siano molto gravi. Io mi chiedo dove è stato il sindaco in questi 7 anni, cioè 7 anni di tempo per fare delle azioni concrete in materia commerciale, economica, di ordine pubblico e di sicurezza. Abbiamo una sede della polizia locale che è aperta poche ore ogni tanto, e di cosa stiamo parlando? Quindi io avrei preferito da cittadina, prima che da esponente della Lega, di sapere quali sono le intenzioni. Mi sarei aspettato un'assunzione anche di responsabilità su un fallimento che è evidente, perché altrimenti non avremmo raccolto centinaia di firme, non avremmo fatto le manifestazioni se questo problema non ci sono. Le zone rosse confermano che la sicurezza non è percezione, ma è una necessità concreta ed è soprattutto un diritto. Accanto al prefetto anche Elisa Venturini, consigliere regionale di Forza Italia, che sull'Arcella ribadisce: abbiamo chiesto più volte all'assessore comunale alla sicurezza di intervenire, abbiamo incontrato le autorità competenti, questa risposta non è ideologica ma proviene da una valutazione concreta delle forze dell'ordine e delle istituzioni preposte, che meritano rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono. Di segno totalmente contrario potere al popolo, che con il portavoce Luca Lendaro precisa: il quartiere Arcella, come gli altri quartieri di Padova, non ha bisogno di polizia, ha bisogno di affitti accessibili, servizi pubblici, sanità di prossimità, verde, partecipazione. Grazie a Chiara Gaiani. Oggi in regia ci sono Francesca Pezzo e Italo Morao, e adesso andiamo in diretta a Ponzano Veneto da Marta Marangone e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, per un gravissimo episodio di violenza. Una ciclista, una donna quarantenne, è stata accostata da 2 uomini su uno scooter che hanno cercato di portarle via il marsupio. Lei ha reagito, è caduta ed è stata poi selvaggiamente picchiata dai rapinatori. Andiamo in diretta da Marta Marangone. A te, Marta. Sì,
Sì, direttore, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Ponzano Veneto in via Schiavonesca, proprio qui. Ieri pomeriggio, poco prima delle 17, una signora di 40 anni è stata aggredita e rapinata da due giovani a bordo di uno scooter che l'hanno affiancata. Prima hanno cercato di strapparle il marsupio. La signora ha reagito facendo cadere dallo scooter il rapinatore seduto dietro. I due sono fuggiti, salvo poi ritornare indietro dopo pochi istanti e prendersela appunto con la signora. L'hanno buttata a terra e l'hanno selvaggiamente picchiata fino a quando sono appunto riusciti a portarle via lo scooter. La via, come vedete, è una via di campagna, ci sono diverse abitazioni, ma la zona è comunque in mezzo ai campi. La signora stava percorrendo questa strada dalla località Baruchello, che si trova alle mie spalle, verso la scuola elementare che si trova a circa 150 metri da qui, e chiaramente si tratta di un episodio che sta suscitando un allarme sociale davvero grande in questo paese. Tra l'altro, a dare la notizia ai cittadini, a lanciare l'allarme, è stato proprio il sindaco del paese, Antonello Baseggio, che abbiamo qui con noi, che ieri sera ha fatto un post davvero molto duro per raccontare quanto successo. Sì, mi sono permesso di fare un post duro perché intanto veniva dall'enfasi e anche dalla rabbia, e direi anche dal cuore rispetto a chi inerme riceve anche le botte semplicemente perché ha difeso il suo. E mi sono permesso di fare un post perché la mia speranza, che poi è quello che si è avverata, è che la cittadinanza intanto in un certo senso si ribellasse, perché poi alla fine serve anche una coscienza civica che prenda in mano questa situazione che sta degenerando, rispetto probabilmente a una giustizia che non fa il suo decorso, e rispetto ai poveri, dico, agenti delle forze dell'ordine che spesso vengono indagati per il loro mestiere che fanno. E la speranza era quella che poi si è attuata, che tutta la cittadinanza, per chi magari vive nel contesto legato al fatto che è avvenuto, potesse guardare le proprie telecamere, vedere i video. Sono stato chiamato personalmente da diverse famiglie che volevano sapere all'incirca l'ora, perché volevano vedere se le proprie telecamere avevano ripreso magari un mezzo simile con delle persone simili, in maniera da capire anche dove andavano, da dove venivano, per poter poi eventualmente agganciarli con le nostre telecamere e riuscire a risalire, speriamo, a una targa e speriamo ai colpevoli. Ecco, tra l'altro dopo il suo post sono fioccate le segnalazioni da parte di cittadini, anche di comuni limitrofi, che segnalavano episodi analoghi, quindi potrebbe anche trattarsi di dei rapinatori seriali che hanno colpito, quindi non solo qui a Ponzano, ma nei giorni scorsi anche in altri comuni limitrofi. Beh, sicuramente, perché poi ho visto anch'io tra Villorba e Montebelluna, poi la stessa polizia locale mi aveva avvisato che appunto che poteva essere gli stessi che a Montebelluna recentemente hanno fatto lo stesso colpo, e quindi bisogna stare allerta anche in aree come queste, deputate a fare una passeggiata in mezzo alla natura ed essere un po' spensierati, e probabilmente non dobbiamo esserlo. In pieno giorno, peraltro. In pieno giorno, e proprio parlando prima con la cittadinanza, questo è ancora più preoccupante, perché tipo questa strada, che è pur in campagna, in determinati orari è a flusso ed efflusso per i posti di lavoro e per una scuola che è a 100 metri, quindi queste persone sono anche incuranti di poter essere visti e di poter essere anche probabilmente fermati. Poi è vero che si assiste troppo spesso a video dove le persone fanno i video di fatti che accadono. Bisognerebbe invece spegnere il telefono e intervenire, perché a volte, quando si è anche magari un po' di coraggio, ma anche in quantità, non dico essere in tanti, ma essere in 2 o 3, si possono arginare episodi di violenza. Bisogna tornare ad essere anche un po' coraggiosi in questo mondo. Scusa, ecco, allora queste le parole del sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio. Senti, stiamo facendo vedere le immagini che tu ci hai mandato. Con abbiamo fissato il momento in cui si vede il grosso scooter con addosso 2 persone con caschi integrali, che potrebbero essere gli aggressori di questa donna di 40 anni. Quindi quello è un grosso scooter di grossa cilindrata. È importante far vedere questa immagine, perché chi dovesse individuarli o riconoscere questo scooter con i 2 uomini a bordo può ovviamente riferire alle forze dell'ordine.
Vai Marta. Vai. Certo, infatti le forze dell'ordine stanno appunto passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sia quelle comunali, che non ci sono proprio nello specifico in questo tratto della via, ma comunque nelle vie diciamo che portano a questa strada, per cui una volta identificato lo scooter potrebbe essere poi identificato in altre immagini delle videosorveglianze. Quelle che state vedendo sono invece delle immagini private di una abitazione poco distante, nella quale si vede proprio nell'orario incriminato l'immagine di questi due giovani a bordo di uno scooter di colore scuro. Entrambi hanno casco integrale di colore grigio, che appunto si gira nel vialetto proprio d'accesso dell'abitazione per tornare indietro. Quindi verosimilmente, se sono loro come sembra, potrebbero proprio aver preso di mira la zona e stavano evidentemente facendo magari avanti e indietro per cercare la vittima designata. Tra l'altro era più o meno l'orario di uscita dalla scuola, che dicevamo appunto è proprio qua vicino. Sì, abbiamo una scuola primaria che termina le lezioni alle 16:30 e probabilmente questi individui aspettavano proprio un malcapitato per poter agire, come probabilmente hanno fatto in altre aree qui vicino, pensando esattamente di colpire in maniera sicura. Ecco direttore, c'è un'altra testimonianza che ora vogliamo farvi sentire, che è quello della signora Giuseppina, che abita proprio qui in questa villetta che si trova di fronte al punto dove è accaduta la violenza. La signora Giuseppina la ringraziamo davvero perché ci sta aspettando qui seduta in giardino, perché vedete ha la stampella, quindi ha qualche difficoltà a stare in piedi. La signora era in casa appunto ieri pomeriggio e ha sentito le grida. Cosa ha sentito, signora? Niente, chiamava aiuto, signora, aiuto, c'è una signora, aiuto. Signora, io sono venuta qua, però non avevo le chiavi per aprirmi il cancello e vederla. E dopo in quel momento si è arrivata una macchina e la signora aveva il telefono, ha telefonato al suo compagno, è venuto, ha chiamato i carabinieri e l'ambulanza, ma però non si sa. E lei piangeva, era piena di sangue e piangeva perché gli hanno rubato il marsupio che aveva dentro il telefono e le chiavi di casa e insomma dopo altri documenti, ma non documenti specifici, insomma. Ecco, tra l'altro appunto era ferita, era piena di sangue perché l'hanno colpita proprio al volto, sulla testa. Sulla testa, sì, con i zigomi. Sì, qua aveva tutto il sangue, non si sapeva se veniva giù dal naso o dal viso, insomma, ecco. Ha detto che aveva preso 2 o 3 pugni in testa, e forti, che era per terra, dopo si è alzata. Ho detto però io non chiamavo aiuto. E sono venuta a vedere, ma non potevo fare niente io. E nel frattempo è arrivata sta macchina e così ha fatto. Avete prestato soccorso? Sì. Ecco, allora direttore, questa è la testimonianza della signora Giuseppina, che per prima appunto ha soccorso la signora rimasta ferita. Poco fa abbiamo sentito anche al telefono il compagno della quarantenne. La donna è stata dimessa dall'ospedale, ma chiaramente riporta ancora nel fisico e nell'animo le ferite di questa brutale aggressione. E per il momento da Ponzano è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Maragon e Edoardo Paris. Un fatto particolarmente odioso perché questa donna, stando alla ricostruzione, ha reagito. Uno dei 2 motociclisti è caduto e poi risalito sullo scooter e insieme sono tornati lì dove questa donna a sua volta era caduta per terra e l'hanno picchiata selvaggiamente, quasi proprio a volerla punire per avere reagito. Quindi davvero è importante che qualsiasi informazione relativamente a questi individui possa essere subito trasferita ai carabinieri e alla polizia. Vedete, questa è la foto, sarebbero loro i presunti responsabili dell'aggressione
alla quarantenne a Ponzano Veneto. A Treviso si cerca di correre ai ripari contro la violenza e il degrado e il sindaco Conte ha preso dei provvedimenti e sta per istituire una zona rossa. Sentiamo. La settimana prossima ci troveremo con il prefetto e con il comitato di ordine e sicurezza per definire il perimetro, che sarà molto limitato, di questa zona rossa. La strada sembra tracciata, la città va verso l'istituzione di quella che a tutti gli effetti è la sua prima zona rossa. L'annuncio arriva dallo stesso primo cittadino che circoscrive strumento e area. Quella via Roma, a ridosso della stazione, spesso teatro di aggressioni e risse da parte di giovani e giovanissimi. Una zona rossa molto limitata da un punto di vista dello spazio, che poi è anche quel piccolo quadrante di città dove si sono manifestati alcuni episodi francamente brutti e di cui non vogliamo abituarci e che combattiamo con tutte le nostre forze. La zona rossa è più adatta ad altre tipologie di città che hanno maggiori criticità, però insomma noi vogliamo risolvere il problema della sicurezza in città e quindi anche questo strumento può essere utile. In attesa del suggello della prefettura, la sicurezza urbana passa anche attraverso le panchine. Proprio in via Roma, dopo i lavori di riqualificazione, non sono state più riposizionate. Inevitabile tornare alla fine degli anni 90, quando lo sceriffo Giancarlo Gentilini le tolse con una mossa shock. Conte riaggiorna la linea. Magari essere paragonati a Gentilini perché è stato un modello di sindaco. In realtà la notizia non è che Conte toglie le panchine, è che Conte aumenta le panchine ma chiede che vengano utilizzate nel modo corretto. Le aumenta e le sposta. Sì, non le tolgo, le sposto, perché è fondamentale capire che noi stiamo rigenerando la città, stiamo facendo investimenti importanti con illuminazione pubblica, piste ciclabili, rifacimento di marciapiedi, e laddove le panchine vengono utilizzate in modo sbagliato, così come segnalato dai cittadini, perché questo è il caso di via Roma, vengono tolte, spostate e messe in altri luoghi più adatti. Intanto, con lo stesso spirito, Casugana studia una stretta sul consumo di alcol in vie e piazze. Se qualcuno abusa di alcolici in quadranti di città e poi conseguentemente crea anche delle situazioni di pericolo, in quel quadrante di città verrà inserito il divieto di alcolici. Siccome siamo una città fatta di tanti bei locali gestiti da professionisti, tutti coloro che vogliono consumare uno spritz, un calice di prosecco lo possono fare non in luoghi pubblici ma appoggiandosi agli ambienti che sono predisposti per questo tipo di servizio. Le misure, tra queste lo spostamento delle panchine, che ovviamente non potevano non provocare reazioni anche a livello politico. Sentiamo. Eticamente qualsiasi cosa vada a impedire a qualcuno di potersi appoggiare, di potersi sedere, secondo me è sbagliato, però bisogna anche essere razionali e cercare di capire se questo può portare a dei risultati concreti, questo sì. È un dibattito che assume contorni quasi filosofici, quello che riguarda lo spostamento delle panchine a Treviso, argomento sensibile dal 1997, quando Gentilini le bandì per la prima volta. Oggi come allora la discussione è aperta, anche se stavolta si tratta, come spiegato da Mario Conte, di un semplice dislocamento. Giustissimo, sono della linea Gentilini anch'io, pulire parchi, parchetti, vicoli per il decoro pubblico. Questa gente va gestita, messa e trattata in modo decoroso, ma non può essere dove vuole, fare quello che vuole. Treviso è una città che va preservata perché è ancora molto superiore rispetto a tante altre, quindi anche la panchina, che può portare gente a starci sopra, può essere degradata, può essere distrutta, comunque è un bene pubblico e va preservata e va portata dove ce n'è bisogno e dove viene trattata come un bene pubblico dovrebbe essere trattato. Giusto, sono d'accordo di spostare e buttare via. Non saprei dire se è giusto o sbagliato, dipende, dove c'è più gente è giusto ma ci sia più posto da sedersi, insomma, ecco. Quindi qui in centro servirebbero più panchine? Sì, secondo me sì, almeno nelle vie principali sì, che almeno così la gente può sedersi, ma mangiarsi un gelato, invece stare in piedi, godersi un po' il panorama, ecco. Diciamo che non credo che siano le panchine il problema che portino la gente a bivaccare. La panchina è anche
un luogo di accoglienza. Questa gente, io ricordo quando arrivavano a Treviso le prime badanti, si sedevano lì a Fragiocondo, erano tutte là, si ritrovavano per terra sedute sull'erba. Insomma, arrivano, a volte li utilizziamo queste persone. Tranchant l'opposizione che, guardando allo spostamento delle panchine, parla di pura propaganda. Il sindaco Conte decide di riprendere una vera e propria ossessione della Lega in città e di riproporla quando sappiamo perfettamente che non è quello che serve, non è quello che risolve nessun tipo di problema. E invece stiamo ancora aspettando che le annunciate azioni, penso alla trasformazione dell'edicola di Via Roma in un presidio della polizia locale, diventino concrete, perché attualmente anche quelle sono completamente sparite come le panchine. Dalla sicurezza alla tutela dell'ambiente, all'inquinamento, andiamo a Malcontenta da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui insieme ad Enrico Pellegrini del Comitato Tutela Salute e Ambiente di Malcontenta, perché dopo le proteste che abbiamo visto negli anni scorsi e a 2 anni da quello che è stato dichiarato in merito a questa zona di inquinamento a Malcontenta, voi Pellegrini avete deciso di scrivere al prefetto. Per quale motivo? Beh, intanto perché assistiamo a un continuo tira e molla tra enti, istituzioni, soggetti a cui noi dobbiamo per forza riferirci e soprattutto per assenza di risposte. Noi a 2 anni di distanza non sappiamo la quantità di emissioni, non sappiamo da dove provengano, ci riferiamo sempre al benzene ovviamente, ma siamo in presenza di un territorio devastato dal punto di vista ambientale, quindi in questo caso ci riferiamo al benzene. Poi ricordiamo che poco più avanti, poi spiegheremo perché ci siamo posizionati qui invece, poco più avanti ci sono i famosi contenitori che dovevano essere spostati, così non è stato. No, si riferisce ai 24 silos della San Marco Petroli, si dovevano essere spostati, poi c'è stato un atto da parte della Giunta Comunale di Venezia per cui quella che doveva essere a suo tempo un'opera di bonifica inserita nel vecchio progetto Moranzani è stata, come dire, accantonata e su questo sarebbe anche utile aprire una breve parentesi, ma non lo facciamo perché non è questa la sede. Oggi ci riferiamo però al problema principale. Noi chiediamo al prefetto per l'ennesima volta, al prefetto in questo caso, ma agli enti a cui ci siamo riferiti in questi 2 anni, da cui è provenuto un silenzio devastante, da dove provengono queste emissioni, quali sono questo tipo di emissioni, se siamo a rischio ambientale, perché ci rassicurano dicendo che le medie annuali sono sotto allarme, sono contenute, ma di fatto la scienza lo dimostra, nel tempo queste medie sono state sempre più ridimensionate, quindi noi siamo in presenza di un inquinante altamente cancerogeno e sul quale vogliamo capire, vogliamo discutere anche su dati. Dateci i dati attraverso anche un confronto, anche questo abbiamo chiesto al prefetto, un confronto. La popolazione di Malcontenta deve essere informata, ma non solo di Malcontenta, perché qua denunciamo un metodo che viene sempre meno. La gente viene vista come un orpello decorativo a ridosso di situazioni e operazioni che hanno solo un nome, profitto. E qua sarebbe anche interessante discutere di quella roba lì che si chiama discarica, che è diciamo a 2 passi da noi. Non a caso siamo in un territorio a, come dire, alto livello di rischio industriale. E perché ci troviamo qui? Perché abbiamo deciso di collegarci in diretta con Rete Veneta in questo momento proprio da questo punto? Perché questa rappresenta, per così dire, questa zona. Abbiamo riscontrato la ciliegina sulla torta, se mi permette, nel senso che ci sono in atto delle operazioni. Hanno messo dei cartelli sotto nostra indicazione perché noi siamo stati avvisati da dei cittadini, siamo intervenuti come comitato, abbiamo chiesto lumi, spiegazioni, hanno messo dei cartelli e abbiamo scoperto che stanno lavorando su elementi, diciamo, fanghi, terreni contenenti amianto. Ma contengono solo amianto? Diteci cosa contengono, fateci capire. Gli enti sono intervenuti, ma vigeva un profondo silenzio su tutto questo, perché meno male, mi viene da dire, siamo intervenuti, siamo stati attenti. Sotto gli occhi di tutti avvengono queste cose. Questa è una cosa
che non può essere tollerata. Altrimenti Pellegrini non l'avreste saputo, perché avevano iniziato a lavorare così senza informare la popolazione residente. Ma su questo possiamo anche sorvolare, ma il fatto è che noi abbiamo visto delle operazioni di scavo a ridosso del centro abitato con nessuna indicazione, nessun manifesto, nessun cartello, nessuna informazione preventiva. Adesso scopriamo che lì sotto c'è amianto. Il rimessaggio idraulico di questa zona è un qualcosa che è altamente pericolosa e rischiosa, perché sottoterra c'è di tutto qua, bisogna stare molto attenti. La domanda da farsi, e concludo, è: perché avvengono solo adesso questo tipo di operazioni? Non è che siano collegati ad altre operazioni a cui qualche ente politico, qualche ente tecnico ha dato il suo nulla osta? Ci viene da pensare anche questo, ma ripeto, sono tutte supposizioni. Dateci informazioni, che venga chi di dovere qui a dirci che cosa sta succedendo, perché questa è una zona altamente inquinata e altamente a rischio industriale. E questa è una domanda con cui ci lasciamo, e soprattutto con l'attesa della risposta da parte del prefetto Darco Pellos dopo l'invio della vostra lettera. Io ringrazio Enrico Pellegrini, qui da Malcontenta è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio per la parte tecnica, e adesso vediamo il giallo del parapendista scomparso. È da 5 giorni che cercano quest'uomo, questa donna, che sarebbe precipitata nei colli sovrastanti Marostica, ma non c'è traccia. Oggi c'è stata tra l'altro una denuncia per la scomparsa di una persona in Germania, quindi l'ipotesi che si potrebbe trattare di qualcuno che è precipitato e che poi è riuscito a rientrare a casa resta in piedi, ma potrebbe esserci davvero qualcun altro che non ha più dato notizie di sé in Germania, potrebbe trattarsi di questa persona. Però sentiamo i particolari da Vanessa Manzato. Quinto giorno di ricerche del parapendista che è stato visto precipitare domenica pomeriggio sulle colline di Marostica. Siamo tra Valle San Floriano e Pradipaldo. Le ricerche proseguono, sono pronte anche a partire le unità cinofile in arrivo da Rovigo e da Padova. Lungo le colline sono in questo momento impegnati i carabinieri della Forestale, oltre naturalmente ai vigili del fuoco. Proseguono le ricerche. Qual è la novità di oggi? Pare, ma il condizionale è d'obbligo, che ci sia la denuncia di una persona scomparsa, una persona che non sarebbe rientrata in Germania. La notizia è dell'ultima ora, non è ancora stata confermata dalla prefettura, ma insomma qui a Marostica le ricerche proseguono. Come potete vedere, anche i cani delle unità cinofile dei vigili del fuoco sono pronti per salire in collina. Noi naturalmente continueremo a seguire l'evolversi della situazione, vi daremo ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Monica Smiderle, che era sul posto per questo collegamento. Andiamo a Vicenza e torniamo a parlare di violenza giovanile, di baby gang, perché ce ne sono state diverse di aggressioni negli ultimi giorni, l'ultima anche ad un corriere. Sono scattati 2 DASPO nei confronti di 2 ragazzi ritenuti tra i protagonisti di questo episodio avvenuto in centro. Cresce la preoccupazione tra i vicentini sulle bande giovanili per quello che sta accadendo, il cosiddetto fenomeno dei Maranza. Sentiamo Luisa Bertini con Andrea Benetti. Torniamo a parlare dell'episodio di violenza che si è consumato l'altro giorno in pieno pomeriggio, proprio a pochi passi da qui. Noi ci troviamo nella centralissima piazza Castello. Un'aggressione ai danni di un corriere. Si sta stringendo il cerchio, si è stretto il cerchio attorno ad un gruppo di ragazzi, volti già noti alle forze dell'ordine. C'è stato anche un comitato per l'ordine e la sicurezza per fare luce e chiarezza sull'episodio. Sentiamo insieme il servizio.
Si alza il livello di attenzione in città dopo la preoccupazione crescente per gli episodi di violenza che hanno riguardato il centro storico, in modo particolare l'aggressione consumata in piazzale De Gasperi in pieno pomeriggio in cui è rimasto ferito un corriere. Episodio la cui dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta, che ha fatto scattare 6 denunce ad altrettanti giovani per furto, ricettazione e lesioni, coinvolti 6 ragazzi tra italiani, stranieri o di seconda generazione, 4 dei quali minorenni. La città pretende sicurezza, Vicenza è sempre stata una città sicura, certo vive le difficoltà che vivono anche le altre città italiane, ma in questi anni siamo riusciti a preservare in questa città una condizione diversa rispetto a quello che abbiamo visto in altri territori, e questa sicurezza va difesa, lo Stato ci deve aiutare a difenderla con la presenza sul territorio. La questura, la prefettura, i carabinieri, la Guardia di Finanza questa mattina hanno condiviso all'interno del Comitato di Ordine Pubblico la scelta di fare un'azione mirata sul centro storico, sul quadrilatero, sui quartieri più in difficoltà, perché Vicenza deve essere mantenuta in condizioni di sicurezza. Episodio attenzionato in un tavolo per la sicurezza convocato in prefettura, in cui è stata disposta l'attivazione di azioni mirate in centro storico a partire da questo fine settimana, operazione ad alto impatto con un controllo dall'alto in elicottero. Noi stiamo attivando una forma di sicurezza che non sarà solo episodica, ma sarà costante. Intanto cominciamo subito con un'operazione ad alto impatto questo fine settimana, ma l'attenzione sarà sempre alta. Il tema però è anche che forse tutta la società dovrebbe interrogarsi sul comportamento dei ragazzi. Come avete sentito, sono stati presi dei provvedimenti anche in termini di sicurezza generale, perché ovviamente l'episodio ha fatto parlare di sé e ha fatto tornare alla ribalta anche un tema nazionale, una problematica nazionale che si sente anche qui a Vicenza, che è quella dei cosiddetti maranza. A tal proposito abbiamo sentito che cosa ne pensano i vicentini. Sì, ci sono tanti cosiddetti maranza, che è un termine inventato ultimamente, in modo particolare negli ultimi mesi, sono aumentati. E il problema è che creano disagio, degrado, e dopo c'è questa forma di impunità che non fa altro che aumentare queste situazioni. In modo particolare è successo qualche caso nel supermercato qui di fianco a noi, che sono verificati degli assembramenti con diciamo che sono andati anche un po' a infastidire i clienti, gente che entra ed esce al supermercato. Siamo arrivati ad avere anche paura a lasciare i nostri figli, perché ha figli che vanno alle medie superiori, a lasciarli da soli, proprio con il rischio che le band, anche minorenni, arrivino a fare aggressioni del genere. Hanno bisogno comunque sia di essere seguiti questi ragazzi, perché oramai sta diventando all'ordine del giorno tutti questi fattori qua e non va bene. Ci vuole un po' di più di polizia, di quartieri, come una volta c'era meno onestamente la polizia di quartiere. La figura era importante, ecco, tutto lì. Ci vuole un po' più di presenza, sì. Grazie Luisa Bertini da Vicenza. Intanto il questore di Treviso ha chiesto la collaborazione dei cittadini. Quello che chiediamo è la massima collaborazione dei cittadini, ecco, coinvolgerci e farci sapere quello che succede, magari essere anche i primi a saperlo può essere molto utile. Si rivolge direttamente ai cittadini il questore di Treviso Simone nella lotta al disagio giovanile. Sono i nostri occhi e le nostre orecchie. Noi, dice, non possiamo prescindere dalla loro collaborazione. Entrare nei nostri uffici e avviare delle forme di collaborazione non significa denunciare, significa segnalare delle situazioni. Saremo poi noi a valutare. Anche una semplice chiamata, una segnalazione possono diventare fondamentali per il lavoro delle forze dell'ordine. All'indomani dell'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo, il questore lanciò un appello proprio ai cittadini per fare rete. E la rete
ha funzionato e sta funzionando, perché l'appello a fare rete ci ha dato la dimostrazione che solo con la rete, con un'efficace rete, riusciamo a permeare bene il territorio e a controllare il territorio. Quindi io rinnovo questo appello. Una collaborazione talmente importante da portare il questore a ringraziare personalmente chi collabora per la sicurezza della propria città. Io sono solita far chiamare e contattare tutti i cittadini che ci scrivono per ringraziarli, che spesso si meravigliano perché non si attendono un riscontro, però questo accade. È stato fermato per un controllo alla guizza e in casa la finanza gli ha trovato 60 kg di eroina pronta per essere confezionata. 60 kg di eroina trovate dalla Guardia di Finanza di Padova a casa di un albanese in zona Guizza. L'uomo era stato fermato nel rione padovano per dei normali controlli, fornendo però di documenti che da subito non sembravano autentici. Inoltre lo stato di agitazione e le risposte vaghe fornite dall'albanese hanno portato i militari ad approfondire gli accertamenti, eseguendo una perquisizione a casa dell'uomo. Nell'abitazione le Fiamme Gialle hanno rinvenuto una vera e propria raffineria di droga, trovando 2 sacchi con 60 kg di eroina, strumenti e prodotti destinati alla preparazione e al confezionamento della droga, oltre a 25.000 euro in contanti. Lo straniero è stato quindi arrestato e portato in carcere. La vicenda diventata anche giudiziaria dell'attentato a casa del giornalista Ario Gervasutti, caporedattore del Gazzettino. Alberto Filippi, l'imprenditore vicentino che era stato accusato di avere ordito questo agguato, chiede i danni per diffamazione perché è stato riconosciuto estraneo alla vicenda. Deve trionfare la giustizia a 360 gradi e quindi ho già dato mandato ai miei legali al fine di iniziare un percorso risarcitorio contro tutti coloro che hanno dichiarato contro di me ad agosto del 2023 e contro chi mi ha diffamato. Annuncia così la nuova battaglia legale Alberto Filippi, l'imprenditore vicentino ed ex senatore della Repubblica, scagionato ufficialmente e definitivamente un anno fa dall'infamante accusa di essere stato il mandante dei colpi di pistola intimidatori sparati nel 2018 contro l'abitazione di Ario Gervasutti, l'ex direttore del Giornale di Vicenza e poi caporedattore del Gazzettino. La Procura Antimafia di Venezia lo scorso anno accolse le istanze degli avvocati difensori Renzo Fogliata e Cesare Dalmaso. Io non sono nemmeno stato mandato a processo, devo per questo fare i complimenti per professionalità e correttezza all'ex capo della Procura Cherchi e al PM Boccini, anche perché è proprio dalla Procura che arriva la richiesta di archiviazione del mio caso, considerandomi completamente estraneo ad ogni tipo di accusa. Numerose le prove e le intercettazioni depositate agli atti che dimostrarono l'infondatezza delle accuse del pentito di 'ndrangheta Domenico Mercurio, in particolare la cosiddetta superprova. La superprova sono 5 ore di registrazioni, cristallizzate tra l'altro anche nella domanda di archiviazione da parte della Procura veneziana, dove il pentito afferma che gli viene chiesto di inventare contro Filippi sostanzialmente per tutelare una cosiddetta maggiore a danno di una minore da sacrificare. Per Filippi la vicenda è diventata di risonanza nazionale. A causa del particolare clamore mediatico ricevuto costò 10 mesi di inferno, un incubo per sé, la sua famiglia e la sua azienda. Appurata la verità lo scorso anno, ora però l'imprenditore chiede che vinca anche la giustizia, che ripaghi i danni subiti. Quello che mi è accaduto e purtroppo non accade a pochi è ad esempio di quello che una buona stampa non può e non deve fare. Colgo l'occasione invece di ringraziare la stampa oggi presente, che dimostra di saper fare in modo corretto e preciso il proprio mestiere. Andiamo a Udine perché è stata denunciata una violenza sessuale. Il sottoaccusa è il difensore dell'Udinese Solet, lo vediamo nella foto del Messaggero Veneto, e quindi è stata aperta un'inchiesta.
È Omar Solé, il calciatore dell'Udinese finito nei guai per un presunto caso di violenza sessuale su una ragazza di 32 anni che lo accusa insieme a 2 amici di averla costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Solé è stato raggiunto da una denuncia e ha già rilasciato una propria deposizione ai carabinieri che lo hanno interrogato ieri in tarda mattinata. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo affidato al pubblico ministero Marco Panzeri che vede indagate 3 persone, il calciatore e i suoi 2 amici. La magistratura indaga per chiarire i contorni della vicenda. I fatti sarebbero avvenuti in un appartamento di Campoformido dove la ragazza ha raccontato di essere stata portata da Solé dopo una serata trascorsa in un locale di Udine nella notte tra domenica e lunedì, la sera del post partita di Udinese-Monza. La donna ha riferito ai medici del pronto soccorso di Udine di aver subito violenza e di essere in quel momento ubriaca. La difesa di Solé è affidata all'avvocato Maurizio Conti. Sia la magistratura che la società bianconera e l'avvocato mantengono uno stretto riservo, preferendo per il momento non rilasciare dichiarazioni. Il procuratore della Repubblica di Udine Massimo Lia si è limitato a confermare l'esistenza di una indagine. Ancora il giallo di Liliana Resinovic che è stata trovata morta a Trieste, un'inchiesta che non riesce a procedere, salvo le ultime dichiarazioni di un tecnico dell'obitorio che aveva detto: forse sono stato io il responsabile della frattura della vertebra riscontrata nella seconda autopsia sul corpo di Liliana Resinovic. Però la superconsulente Cattaneo ha affermato che quella lesione era precedente all'esame autoptico. Sentiamo. Non si rilevano lesioni ossee traumatiche o strutturali, anche pregresse, a carico del rachide dorsale, del cingolo scapolare, dello sterno e delle ossa, segni di modica spondiloartrosi diffusa, compatibile con l'età. È quanto si legge nella relazione della TAC eseguita sul corpo di Liliana Resinovic l'8 gennaio 2022 nel reparto di radiologia dell'ospedale Maggiore di Trieste, alla presenza del radiologo Fabio Cavalli, del medico legale Fulvio Costantinides, oltre a un tecnico sanitario. Nessun segno traumatico viene rilevato nell'area che comprende la tanto discussa vertebra toracica T2. Dunque, secondo quell'esame radiologico, la vertebra non presenterebbe alcuna frattura attribuibile a terzi, lesione che invece sarebbe stata rilevata dallo studio condotto dai medici legali Vittorio Fineschi e Stefano Del Rico, consulenti della famiglia Resinovic, che hanno eseguito una rilettura proprio delle immagini di quella TAC. Rilettura in sede di seconda autopsia fatta anche dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. Anche lei riportò quella lesione nella sua relazione. Però giorni fa il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, presente all'autopsia sul corpo di Liliana dell'11 gennaio 2022, 3 giorni dopo l'attacco, raccontò alla stampa di aver provocato lui quella frattura con una manovra di iperestensione del collo di Liliana, propedeutica all'ispezione autoptica. Molinari aveva anche raccontato che quel tipo di frattura si produce con più frequenza di quanto si creda, eseguendo certe manovre del cadavere in sede di autopsia. Affermazione però criticata da diversi medici legali operanti in tutta Italia. Ma torniamo all'attacco dell'8 gennaio 2022. L'esame radiologico, che viene sempre eseguito prima dell'autopsia, di fatto serve a fotografare i reperti, ad archiviare immagini di ogni dettaglio e parte del corpo prima dell'ispezione cadaverica. Com'è possibile ottenere risultati differenti dall'analisi delle stesse immagini? Eppure, proprio nella seconda consulenza medico-legale a firma Cattaneo, quella lesione è stata considerata elemento chiave a supporto della tesi dell'omicidio, poiché inserita in un contesto di lesività di natura contusiva, quindi attribuibile a mano di terzi. Così da pagina 159 del documento. La presenza dell'intaccatura è stata rilevata anche sull'immagine TAC effettuata in seguito al rinvenimento del cadavere, ovvero quella dell'8 gennaio 2022. Ancora dalla relazione Cattaneo, il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Secondo questa documentazione, dunque, quella lesione non potrebbe averla provocata il tecnico Molinari. Ecco che allora casca la domanda: dove sta la verità? Dove sta la verità? Dove sta la verità? Vedremo. Intanto Sebastiano Visintin non compare più a Quarto Grado, andava ogni settimana a parlare con Nuzzi e l'avvocato è riuscito a convincerlo a tacere nel momento in cui è stato indagato. E restiamo a Trieste per un dramma familiare. Una mamma è stata trovata morta in casa, abbracciata alla figlioletta in lacrime. La bambina è già stata affidata ad una famiglia triestina.
La mamma muore in casa, i soccorritori buttano giù la porta e la trovano con la figlia piccola abbracciata, in lacrime. Una terribile tragedia, quella che si è consumata in un appartamento di un rione periferico di Trieste. Questi i fatti sui quali non vengono diffusi particolari proprio per tutelare la bambina. La donna, sulla Trentina, a Trieste, in seguito al conflitto in Ucraina, è stata trovata morta ieri sera all'interno del suo appartamento, pare per cause naturali. Nella mattinata di ieri la bambina non si era presentata a scuola e il personale scolastico e dei servizi sociali aveva cercato di contattare la madre senza successo. È quindi scattato l'allarme che ha portato in seguito l'assistente sociale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 a fare la terribile scoperta. Sono in fase d'accertamento le cause della morte della donna, ma sono state subito escluse le ipotesi del gesto volontario o dell'atto violento. La bimba è stata dapprima affidata al Burlo Garofolo, subito dopo è stata presa in carico dai servizi sociali del comune che si sono attivati immediatamente, come ci hanno confermato al telefono il sindaco di Piazza e l'assessore Tognolli, entrambi umanamente molto colpiti dalla tristissima vicenda. Tramite il centro per l'affido è stata dunque già individuata una famiglia che potrà prendersi cura della sfortunata bambina, mantenendo per quanto possibile le sue abitudini di vita. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste, e dal Friuli Venezia Giulia torniamo in Veneto perché a un anno dalla morte di Giada Zanola, il 29 maggio, il comune di Vigonza propone una camminata in suo ricordo. Il marito è stato accusato di averla uccisa e scaraventata dal cavalcavia. La partenza è prevista alle 20 dal municipio di Vigonza. Il ricordo di Giada Zanola, il 29 maggio, a un anno esatto dalla morte della giovane mamma, lanciata dal cavalcavia dell'A4 dal compagno, che a settembre andrà a processo, i suoi concittadini le dedicano una camminata in memoria di Giada e delle tante vittime di femminicidio. Nel posto dove si è consumata la tragedia, il comune ha realizzato un memoriale a lei dedicato, dove arriverà la camminata che si snoderà per 2 chilometri lungo le vie del paese. Per l'occasione, la Commissione Pari Opportunità invita i partecipanti a indossare un capo o un accessorio di colore rosso, blu o bianco, un piccolo gesto per affermare valori grandi come l'uguaglianza e la solidarietà. È stato trovato un terzo coltello nel luogo in cui c'è stata scoppiata la rissa davanti alla discoteca di Castelfranco, che ha provocato la morte di Lorenzo Cristea. Quindi i coltelli sono 3 a questo punto, uno di sicuro è stato utilizzato, dubbi agli altri 2. Sentiamo un aggiornamento e tra l'altro nel pomeriggio l'addio alla vittima Lorenzo Cristea. Ogni giorno emergono nuovi risvolti sulla tragedia avvenuta a Castelfranco, a 800 metri dalla discoteca Playa Beach Club. A quasi 2 settimane dall'omicidio di Lorenzo Cristea cominciano a definirsi e cristallizzarsi alcuni aspetti. Intanto sono salite a 3 le armi sequestrate. Una è quella militare sporca di sangue, sicuramente utilizzata durante l'aggressione. Sulle altre 2 lame sarebbero stati disposti degli accertamenti, ma i dubbi che possano essere state nelle mani dei ragazzi sono tanti. L'ultimo coltello è stato trovato in un campo. Un agricoltore che stava arando un campo ha trovato questo coltello sotterrato e ce lo ha segnalato, per cui abbiamo proceduto al sequestro e come gli altri 2 verrà inviato poi per le analisi di rito al RIS di Parma, previa appunto l'autorizzazione del pubblico ministero. La dinamica ormai sembra chiara. La lite dentro il privé della discoteca, dove i 2 ragazzi nordafricani avevano un tavolino per una spinta. Poi la discussione è degenerata in offese fino all'intervento dei bodyguard che hanno bloccato i 2 gruppi invitandoli ad uscire. E alle prime luci dell'alba la tragedia consumata in pochi minuti. Le 3 auto con a bordo 8 ragazzi e 2 ragazze che partono incrociano Badr Rouaji e Tabennani. Il gruppo scende dalle macchine e inizia la violenta aggressione. Poi le coltellate. A terra rimane Lorenzo Cristea colpito a morte. I funerali alle 14:30 alla chiesa ortodossa di Loreggio. Presente anche la sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia, comune dove il giovane viveva assieme alla famiglia. Non abbiamo risposte come amministrazione, neanche come adulti di questo paese. Posso solo esprimere il mio grande cordoglio per questa morte assurda
e porterò domani ai funerali di Lorenzo le mie condoglianze ai familiari, agli amici, a tutti quelli che sono ancora così colpiti e così sconvolti da questa morte. Saranno presenti anche gli amici, fra loro Alessandro Bortolami, che è uscito da poco dall'ospedale di Castelfranco ed ha espresso il desiderio di poter dare l'ultimo saluto a Lorenzo. Il servizio di Daniela Sizzia e ha ricevuto via social insulti e minacce l'avvocato Fabio Crea, che è il difensore del ragazzo accusato di aver ucciso Cristea e ovviamente attualmente in carcere. Bersagliato da offese di ogni genere, minacciato, e leoni da tastiera hanno preso di mira l'avvocato penalista Fabio Crea, colpevole secondo questi odiatori seriali di aver assunto la difesa di Badr Rouaji, il 19enne arrestato per il delitto di Lorenzo Cristea. In altri casi di omicidio ho avuto una situazione analoga, ma qui si sta esagerando, tuona Crea. In questo caso si è superato ogni limite di decenza e di continenza. Sia da un punto di vista della quantità dei messaggi e soprattutto del loro contenuto. Un attacco vero e proprio ad un legale che sta svolgendo la sua professione. Molte sono addirittura minacce. Sì, lasciano certamente il tempo che trovano, però devo dire che sono particolarmente fastidiose perché oltre a offendere l'onorabilità mia, mina certamente la serenità, insomma, dei familiari e soprattutto offende quella che è un'intera categoria, quella degli avvocati. Immediata è arrivata la reazione del presidente della Camera Penale, che in un comunicato scrive: si condannano con fermezza questi biasimevoli comportamenti che colpiscono a vile il singolo avvocato e la stessa funzione difensiva. Infine si legge: l'attacco al singolo avvocato rappresenta e sempre rappresenterà un attacco all'intera avvocatura. Quello che sta accadendo è inaccettabile, commenta ancora Crea. Non è accettabile, considerando quello che è il ruolo che noi svolgiamo di tutela di un diritto costituzionale imprescindibile, invalicabile, che è il diritto di difesa. E vorrei ricordare a tutti coloro che si permettono di scrivere certe cose che ogni indagato è innocente fino a sentenza definitiva. Per ora il legale non ha presentato denuncia, ma si riserva di farlo. Se dovessero continuare, certamente assumerò delle iniziative, perché non è accettabile che in una realtà come la nostra, o comunque in base a quelli che sono i principi costituzionali e quella che è la professione che noi svolgiamo come avvocati, un'intera categoria possa essere offesa. Solidarietà anche da parte del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Diego Casonato, che lunedì porterà questa vicenda all'attenzione del Consiglio dell'Ordine. Intervista di Daniela Sizzia, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi siamo di nuovo con voi. Ieri lo scontro alla Camera tra governo e opposizione sul lavoro, sulla occupazione, sul salario minimo, ne stanno parlando ovviamente anche i sindacati. Oggi si è aperto il congresso della CISL. Andiamo subito da Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il segretario regionale della CISL qui, Massimiliano Paglini, perché qui a Mogliano c'è l'assemblea regionale, 2 giorni davvero intensa. Cominciamo intanto, segretario, con questa legge che è stata approvata ieri. Sì, una grande soddisfazione. Abbiamo la legge finalmente che applica l'articolo 46 della Costituzione italiana e che dà la possibilità ai lavoratori di poter partecipare alla gestione delle imprese. Una rivoluzione in questo Paese. Veramente, dopo 75 anni di attesa, finalmente abbiamo per la prima volta una legge che attua un principio costituzionale fondamentale per dare progresso e civiltà a questo Paese. Ma nel lato pratico? Lato pratico, la contrattazione oggi sarà investita di questa responsabilità di organizzare la partecipazione, che significa poter partecipare a comitati di gestione modello tedesco, oppure attraverso piani di azionariato diffuso di poter, oltre che beneficiare degli utili delle aziende, anche di poter sedersi nei CDA e decidere assieme a chi oggi già detiene le azioni. Ma ci sono molti lavoratori che detengono azioni delle imprese e non possono esprimere nessuna decisione.
Non so perché, ma mi fa tornare un po' indietro ai principi di Toniolo e Corazzin che lei ha citato all'inizio della sua relazione. Sono i principi che hanno fondato la nostra economia del Veneto, le leghe bianche, la cooperazione, una grande stagione, quella di lotte e di diritti che noi abbiamo necessità di rispolverare, di riprendere, perché abbiamo perso un po' di vista la nostra identità e la cultura imprenditiva e partecipativa del Veneto. Crediamo che oggi che arriva questa legge sulla partecipazione, più del Veneto non ci sia nessuna regione che possa dare gambe a questa legge. Ecco, poi lei ha anche citato la Rerum Novarum, cioè la partecipazione della Chiesa nell'attività sociale, la famosa dottrina sociale della Chiesa. Un ritorno forse al clero? No, assolutamente, noi siamo apartitici e aconfessionali, però ci ispiriamo alla dottrina sociale e quindi l'arrivo di Papa Leone XIV ci dice che c'è bisogno di tornare a quella questione sociale che era la questione di costruzione di diritti fondamentali per gli operai e per i lavoratori. Probabilmente il fatto che oggi ci sia un Papa che cita per primo la Rerum Novarum ci dice che forse abbiamo perso per strada qualcosa. Ecco, giusto per dirti, direttore, c'è stato un'ora e 25 di relazione del segretario regionale, ha toccato tutti i temi, davvero temi anche importanti, ha toccato temi che hanno anche fatto un po' rumoreggiare, ad esempio quando ha detto bisogna tassare patrimoni e rendite. No, ho detto che noi c'è uno squilibrio oggi nella tassazione, il 95% dell'IRPEF in questo paese lo pagano i pensionati e i dipendenti e le rendite finanziarie sono tassate al 26%, mentre l'aliquota marginale per i lavoratori dipendenti arriva al 40%, al 50%. Credo che bisogna riequilibrare questo squilibrio che c'è oggi nel paese, quindi se serve andare a tassare le rendite finanziarie e immobiliari che oggi sono ricchezza inespressa in questo paese, noi pensiamo che sia necessario per investire proprio nel paese. Più tasse pagate da chi oggi non ne paga o ne paga poche servono a garantire i diritti e servizi per tutti. Ecco, tantissimi, dicevo, i punti toccati in un parterre che ha visto la presenza del sindaco di Venezia Brugnaro, del presidente ANCI e sindaco di Treviso Mario Conte, ma anche di due assessori Mantovan e Marcato nel parterre. In particolare Marcato ha avuto quasi un sussulto quando il segretario ha parlato di autonomia e federalismo. Passaggio verso la Lega? No, assolutamente. Erano federalisti e autonomisti Corazzin e Toniolo prima che la CISL. Noi pensiamo che si debba dare gambe all'autonomia nell'ottica di valorizzare le realtà del paese che sono produttive, che generano ricchezza per tutti, perché tutelare le realtà che generano ricchezza per tutti significa tutelare tutti e dare più risorse a tutto il paese, in un principio di solidarietà e di sussidiarietà che è scritto nella Costituzione, e noi siamo molto attenti a rispettare i principi costituzionali. Ecco, quindi da questa assemblea di delegati, 400 delegati in rappresentanza di oltre 400.000 lavoratori, primo sindacato del Veneto, per il momento è tutto. Se non hai domande, a te la linea, direttore. Grazie molte Lucio, grazie molte, grazie. Ci vorrebbe proprio un sindacato dei truffati. A proposito dei sindacati, l'ennesima truffa, l'ennesima vittima, vediamo il titolo del Corriere delle Alpi, eccolo qua, truffata dal finto promotore finanziario, anziana perde 300.000 euro. È accaduto nel Bellunese, la notizia del Corriere delle Alpi, come al solito la promessa di un miracoloso investimento finanziario da parte di un famoso sedicente promotore. Ci sono purtroppo persone, uomini e donne, soprattutto anziani, che cascano nella rete. Vediamo ancora la cronaca nera, la spedizione punitiva lungo il Put a Treviso, davvero un agguato quasi mafioso con un'azione contro l'auto di una famiglia rivale, 3 le persone denunciate. Per il momento ovviamente non conosciamo quali sono gli elementi che ha in mano la Procura. Adesso abbiamo dei decreti di sequestro, sono stati sequestrati degli indumenti. Abbiamo 10 giorni di tempo per valutare se fare una richiesta di riesame contro questi sequestri. L'avvocato Pietramala, legale dei 3 uomini, 2 cittadini albanesi e 1 kosovaro, denunciati dalla polizia perché ritenuti responsabili della spedizione punitiva di venerdì pomeriggio sul Put in zona stadio, spiega quella che potrebbe essere la linea difensiva.
Secondo le indagini, quanto accaduto quel giorno sarebbe l'epilogo di una faida che si trascina dall'ottobre 2022, quando a Fiera venne ucciso Rajib Kolgeci. A rimanere feriti il figlio del 52enne massacrato 8 anni fa e un suo familiare. All'origine probabilmente delle scuse mai accettate da parte dei parenti della vittima. Gli agenti, nel corso delle indagini, durante una perquisizione, avevano sequestrato gli abiti indossati al momento dei fatti e le armi utilizzate, un coltello e una mazza da baseball. Il raid, immortalato in un video di cui l'avvocato Pietramala al momento ha visionato solo un frame di pochi secondi. Sappiamo che c'è stato un video e vorremmo vedere anche questo video interamente. Valuteremo anche l'ipotesi di chiedere di essere interrogati e spiegare quella che sarà la nostra versione. Poche ore più tardi la spedizione punitiva, a Silea le fiamme distruggevano un furgoncino di proprietà del fratello di Rajib Kolgeci. I carabinieri indagano per incendio doloso, anche se al momento dai rilievi dei vigili del fuoco non emergerebbero elementi, sostanze acceleranti o inneschi che possano far pensare ad un atto intenzionale. Servizio di Francesca Bozza, ed è veramente un bollettino di guerra quello della violenza. Ci sono 4 persone denunciate per rissa aggravata e porto abusivo d'armi. I fatti però risalgono al 2022 a Spresiano. La rissa avvenuta a colpi di coltelli e di taser. Era il 31 maggio del 2022, un martedì sera. In pieno centro a Spresiano, al Prince Lounge Bar, a 2 passi dal municipio, un gruppo di nordafricani si era scontrato con un rivale di origine albanese. Ne era scaturito un diverbio, aizzato da futili motivi e culminato con la violenza. Il bilancio era stato di 3 ferite di origine marocchina, colpiti da fendenti all'addome e al torace. Per uno di loro la prognosi è stata di 30 giorni. La vicenda si era svolta in un contesto alterato dall'alcol. Concluse le indagini preliminari. Indagato l'autore materiale delle coltellate ai 3 feriti, un 40enne residente a Treviso. A lui sono contestati reati di lesioni aggravate, porto abusivo di arma da taglio e detenzione di un taser, oltre alla rissa. Gli altri indagati sono un 44enne di Villorba, un 24enne di Roncade e un 26enne di Spresiano, tutti coinvolti a vario titolo per rissa aggravata. Servizio di Caliman, vediamo la violenta rapina in un supermercato di Valdastico da parte di 2 motociclisti. Chissà che non siano gli stessi che hanno aggredito la donna questa mattina a Ponzano Veneto. I carabinieri hanno arrestato un uomo di Castelfranco Veneto ritenuto coinvolto dopo una perquisizione domiciliare, quindi sono più persone che sono al centro dell'inchiesta delle forze dell'ordine. Vediamo. I carabinieri di Valdastico hanno arrestato un 45enne di Castelfranco Veneto accusato di essere corresponsabile della rapina di un supermercato della zona il 17 agosto scorso. Allora 2 individui a bordo di una motocicletta con il volto travisato dai caschi integrali indossati avevano razziato i contanti del registratore di cassa, colpendo con un violento pugno al volto la figlia del titolare dell'esercizio commerciale che aveva cercato di intervenire. Le successive indagini hanno permesso al GIP di Vicenza di raccogliere elementi utili, tra cui il ritrovamento della moto, e disporre così la custodia in carcere a Treviso dell'uomo. Venezia sotto assedio dei ladri e dei borseggiatori. I colpi sono stati compiuti da 2 persone, ragazzi intorno ai 20 anni di età, che sono stati ripresi anche dalle telecamere. Vediamo. Ecco in questi fotogrammi 2 ladri, autori della raffica di furti e raid nei negozi e ristoranti di Venezia. I criminali, questi 2 ragazzini, avranno intorno ai 20 anni o poco più. Entrambi agiscono a viso scoperto, con uno dei 2 che durante uno dei colpi decide di indossare un cappuccio lasciando scoperti soltanto gli occhi. La polizia locale sarebbe già sulle loro tracce e di tracce i 2 malviventi ne hanno lasciate parecchie, nonostante i guanti usati per non lasciare segni di impronte digitali. A riprenderli le varie telecamere delle attività depredate dall'1 di notte fino allo spiraglio dell'alba, verso le 6 del mattino. La scorribanda da Rialto, dai ristoranti del posto fino ai depositi, dove sono stati saccheggiati di bottiglie importanti di vino e liquori. L'assedio qui al ristorante Florida, o meglio ai magazzini che si trovano dietro al locale di Riva del Vin, è il 3° colpo in un anno. Gli altri assalti, tra danni ingenti e bottini anche scarsi, con 100 euro lasciati nel fondo cassa,
tra San Barnaba, San Silvestro, Rio Marin. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: dove non si diventa la vetrata e la porta o portone d'ingresso, si è scardinata la piccola finestra sopra luce a ribalta, da cui uno dei due banditi, il più magro, quello incappucciato, entrava a mani vuote per uscirne a mani piene. Qui in campo Sant'Aponal uno degli ultimi raid con i ladri che hanno colpito dentro la calletta al wine bar. Banditi che hanno agito in un'area di Venezia molto delimitata, sebbene tra calli e campi, dove nonostante i forti boati e il frastuono degli assalti, nessuno pare aver sentito alcun rumore molesto. Perché agiscono indisturbati, allora sicuramente occorrerebbe ancor più forza pubblica, eccetera. Ma il tema di fondo è anche che sono aree che sono state svuotate dalle affittanze turistiche. Servizio di Anna Maria Parisi e la vicenda dei 2 tabaccai arrestati a Venezia accusati di riciclaggio hanno detto durante il processo: eravamo ostaggio dei borseggiatori. Eravamo sotto ostaggio e sotto minaccia dei borseggiatori, così nell'interrogatorio di garanzia dei 2 tabaccai arrestati a Venezia con l'accusa di riciclaggio, con le contestazioni di aver aiutato i borseggiatori ad utilizzare, a riciclare le carte di credito rubate presso la tabaccheria da loro gestita, la Bottega della Pipa, a San Salvador a Rialto. La FIT Venezia ne prende le distanze: non si può screditare un'intera categoria per lo sbaglio di pochi, la magistratura faccia il suo corso. Vero è che presso le rivendite i pagamenti vengono immediatamente bloccati dal terminale se effettuati con carte rubate e denunciate in precedenza. Così Massimiliano Fassini. Quando viene fatta la denuncia all'autorità giudiziaria, i provider dei servizi che noi utilizziamo, nel momento in cui passiamo al pagamento con moneta elettronica, bloccano il pagamento dal terminale, cioè ci esce una scritta proprio sul terminale del POS con scritto trattenere la carta. In quel caso lì il pagamento non va a buon fine, la carta è bloccata comunque, per cui il pagamento non va a buon fine. È l'unico modo per cui in cui si riesca a capire che la carta è una carta rubata. In un cesto la mela marcia può sempre esserci. Ci riserviamo, non avendo ovviamente gli esiti dell'inchiesta, di capire un attimino quelle che sono le responsabilità e i tabaccai ne risponderanno comunque di fronte alla magistratura. Il furto in una ditta di trasporti di Olmo di San Biagio: è stato svuotato un camion su cui c'erano 80 scatoloni di vestiario targato Calzedonia, sono stati trasferiti su un altro furgone e poi ritrovato vuoto. Vediamo. Con un bastone di legno di fortuna hanno prima deviato la direzione della telecamera di videosorveglianza dell'azienda di logistica Soline di Olmi, poi con una spranga di ferro fatto leva sul portone per scardinarlo e crearsi una fessura da cui entrare. Da lì indisturbati hanno rubato ben 80 scatoloni di indumenti di Calzedonia, caricandoli su un furgone intestato alla ditta. Nessuna infrazione del mezzo. Le chiavi le hanno trovate all'interno dell'azienda. Il furto nella notte tra il 12 e il 13 maggio. I ladri sono andati a colpo sicuro prendendo merce utile da rivendere. Il furgone geolocalizzato è stato individuato dai carabinieri nella frazione di Montorio a Verona. All'interno non c'erano né i ladri né gli scatoloni rubati. Il sospetto dei proprietari della ditta è che si tratti di una banda specializzata che ha agito su commissione. Probabilmente il furgone è servito da mezzo di trasporto e di scarico della merce in un altro per portare la refurtiva altrove. Le indagini sono ora di competenza della stazione di carabinieri di San Biagio al Vaglio. Le telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso anche in faccia i malviventi. Un asilo nido privato è stato sequestrato dai NAS, il nucleo antisofisticazioni, per mancanza di autorizzazioni a Vittorio Veneto. 33 bambini sono stati riaffidati alle famiglie. Sigilli posti, struttura messa sotto sequestro. Il nido privato operava con assenza di registrazione sanitaria e mancanza di autorizzazione all'esercizio per il servizio educativo sociale rilasciato dalla Regione, nonché del registro di autocontrollo. I carabinieri del NAS con i tecnici dell'US2 durante normali controlli volti a verificare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie strutturali, lo scorso 8 maggio sono intervenuti all'asilo nido Pollicino di Vittorio Veneto, procedendo per le diverse irregolarità
irregolarità al sequestro amministrativo dell'intera struttura ritenuta abusiva. I 33 bambini che frequentano l'asilo di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni sono stati riaffidati alle famiglie. Abbiamo capito che la questione è prettamente di ordine amministrativo e naturalmente c'è un po' di disagio in città rispetto appunto a questa chiusura momentanea. Auspichiamo quanto prima la sistemazione e che il regolamento sia attuato. Stiamo anche noi confrontando con gli uffici dell'ULSS per capire appunto le dinamiche, per capire le tempistiche. Naturalmente sono 33 famiglie che sono senza un servizio e quindi auspichiamo quanto prima l'attuazione e la riapertura del servizio. Intanto l'amministrazione si sta attivando per capire come intervenire a supporto dei genitori. Stiamo valutando l'ipotesi e attivandoci anche con i nostri uffici delle politiche sociali per capire appunto cosa fare. Certo è che non è una situazione facile da affrontare. 600.000 euro il valore della struttura sequestrata. Saranno contestate violazioni amministrative per circa 5.000 euro. Servizio di Edi Kaliman, vediamo una notizia dalla prima pagina dell'Arena di Verona. Bullismo, spaccio e coltelli, controlli a tappeto sugli autobus, 2 denunce e oltre 150 multe. Ancora in pubblicità e poi altre notizie. Anche i bambini devono sapere come comportarsi in caso di incendio e ovviamente si sono prodigati per dare loro delle indicazioni i vigili del fuoco della centrale dei pompieri di Padova. Una vera e propria festa per 2000 bimbi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie di Padova e provincia al comando provinciale di via San Fidenzio dei Vigili del Fuoco. Un'iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli con dimostrazioni operative e simulazioni di intervento al mondo dell'emergenza. Questa è una festa tradizionale che il Comando di Padova da oltre 30 anni rivolge ai bambini, anche perché loro saranno i futuri cittadini e la sensibilità deve essere coltivata da piccoli verso il problema della sicurezza. I Vigili del Fuoco sono sempre stati vicini con manifestazioni tipo scuola sicura e in modo da inculcare questo concetto del individuare i pericoli e valutare i rischi e chiedere aiuto e soccorso alle persone giuste. Una giornata per insegnare fin da piccoli il valore delle regole in caso di emergenza, spiegando con parole semplici il lavoro dei soccorritori. Abbiamo dovuto necessariamente utilizzare un linguaggio dei bambini e il linguaggio loro, un linguaggio gioioso di festa che da sempre è quello che penetra e riesce a raggiungere gli obiettivi. Una domenica di grande sport e di partecipazione anche a Noventa di Piave per la seconda tappa del Giro Handbike. Unica tappa veneta, quella del Giro Handbike di Noventa di Piave, che non ha deluso le aspettative e offerto spettacoli in una giornata di sport e inclusione. L'evento ha segnato un ritorno atteso dopo 2 anni di assenza dalla regione, offrendo al pubblico emozionanti gare ad alto livello. È una giornata di sport e una giornata anche di sociale. Siamo comune attivo, questo riconoscimento ce l'ha dato la Regione Veneto per tutti gli eventi che facciamo anche legati appunto al sociale, alla solidarietà, al star bene, al vivere in maniera equilibrata e sana, e questa è una delle manifestazioni che fa parte della giornata della salute che proprio come comune stiamo organizzando da 2 mesi. Corsa su un circuito di circa 5 km, la tappa ha visto una notevole affluenza di pubblico e un'ottima organizzazione grazie al contributo dei volontari. Il sindaco evidenzia l'importanza del progetto, un evento fortemente voluto dal comune che riflette sui temi del sociale e della solidarietà. Alla base l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Un'estate piena di iniziative che parte appunto in questi giorni nel mese di aprile e maggio, e lasciatemi ringraziare chi permette tutto questo, che è il nostro staff, gli amministratori e tutti, ma soprattutto i volontari. 70 volontari che sono nelle nostre strade in paese per fare in modo che questa manifestazione avvenga in sicurezza, e le stesse associazioni poi organizzeranno tutti gli altri eventi. Quindi da sindaco mi sento molto fortunato di avere un paese così attivo. La prossima tappa del Giro and Bike è in programma il 1° giugno a Basilea, in provincia di Milano. Allora, un fine settimana per celebrare gli 80 anni della Virtus Padova, la storica squadra di basket della città. La Virtus Basket Padova festeggia i suoi 80 anni e lo fa con un weekend di festa dal 23 al 25 maggio prossimi. Significano tanto impegno sul territorio e tanti frutti che vogliamo raccogliere in una festa dove abbiamo programmato una serie di iniziative che possono richiamare tutte quelle centinaia o forse anche migliaia, dal 1945 stiamo parlando, persone che insieme a Virtus hanno dedicato del tempo, della passione e dell'impegno nella pratica sportiva e per cui nella loro formazione. Un traguardo significativo per una delle realtà sportive più longeve e radicate della città, che da sempre affianca all'attività agonistica un profondo impegno educativo e sociale sul territorio. Abbiamo presentato oggi un'iniziativa di crowdfunding perché nell'impianto che abbiamo avuto in gestione, ci siamo aggiudicati il bando, abbiamo intenzione in questi 8 anni di strutturare degli impianti a fianco all'impianto sportivo che possano dare al territorio occasioni di ritrovo e di socialità. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Gli ospiti di questa sera a Focus: Michele Canil, Maria Laura Faccini, Vivian Moro, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Giulia Princivalli, Antonella Tocchetto, Francesca Zaccariotto e Gabriele Zanella. È tutto per oggi, grazie molte, ci vediamo stasera se lo vorrete alle 21:15. Grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Italo Morao, buona giornata.